Amici bellini, perdonate il ritardo, ma finalmente è arrivata l'ispirazione. I video devono essere ispirati, io non clicco record così a casaccio. Mi è venuta l'ispirazione. Ci sono degli equivoci e dei rumori su Vincenzo Italiano, perché io vi parlo spesso del PPDA, ma quella è la fase difensiva. In fase offensiva cosa ci aspettiamo da Italiano? Possesso palla, secondo me palle lunghe. Cominciamo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno visto il mio short in inglese, una candidatura per un'iniziativa che succede qua per quanto riguarda i mondiali. Vi farò sapere. Io mi sono buttato, mi sono divertito moltissimo a fare il video con l'aiuto di Babbi. Vediamo quello che succede. Ovviamente vi terrò aggiornati. Lasciate un like se vi va, perché volevo parlarvi. Stavo cercando conferenza di Vincenzo Italiano. Forse la fa domani, non trovo notizie, può essere pure che basta, se finì ci scocciamo, perché non ci sono notizie. Ho trovato però il pre-match pointers, che secondo me è interessante. Se ci spostiamo, voi siete iscritti al canale, perché ci sta un 40% di gente che guarda ma non è iscritta, aiutate l'algoritmo, girate, cliccate, non succede niente. Allora, è chiaro, vi ho spesso parlato del field, non del field tilt che sto cercando quando tu hai molta gente nella metà campo avversaria, quindi il field si tilta verso gli avversari. Quello lo devo ancora trovare, ma una metrica che è facile da capire è questo PPDA, e cioè quanti passaggi concedi all'avversario che tiene palla prima di intervenire con un pressing, con una scivolata, con un contrasto, insomma. E abbiamo visto che il Como è la squadra che è più aggressiva in Italia in fase di non possesso, a seguire Gasperini con la Roma e poi c'è Italiano. Quindi qua top 3 ancora più aggressivi dell'Inter, del Genoa di De Rossi e dell'Atalanta di Gasperini. Un pochino più media come aggressività la Juventus, l'Udinese, il Napoli, e poi a scendere il Lecce, il Verona, eccetera eccetera. È incredibile vedere dal quart'ultimo posto in poi squadre molto diverse. Il Milan ti aspetta, non ti aggredisce, così come fa il Cagliari, così come fa il Sassuolo e così come fa la Lazio. Ecco perché quando si parla poi di Sarri io non vedo una grande Qualcuno ha letto un articolo, Sarri si è modernizzato moltissimo. Sotto questo punto di vista no, perché le squadre moderne sono aggressive. Guarda Dembélé, guarda il PSG e ascolta Fabregas quando dice Dembélé va in aggressione su Pavlovic per tutta la partita. È il pallone d'oro. Se i giocatori vogliono essere top devono fare tutto all'interno dei 90 minuti. Quindi questo mi sembra meno. Poi ovviamente dobbiamo anche compenetrarci con le esigenze degli allenatori, con le caratteristiche dei giocatori che hanno. Se hai dei giocatori mosci che dopo mezz'ora di corsa non ce la fanno a rigore gli avversari, non glielo puoi chiedere. Questo lo vedremo quando poi capiremo se ci sarà un nuovo allenatore o se ci sarà ancora Conte. Quindi questo dato è chiaro, e sappiamo che il Bologna per filosofia non ti aspetta, ti viene a pressare, quindi cerca di metterti in difficoltà se tu ti giri il pallone. Hai due soluzioni: o prendi il rischio con le triangolazioni in difesa, muovi molto i giocatori, magari scompagini facendoli cambiare zona del campo, oppure palla lunga verso Højlund, e là devi essere pronto ad aggredire la seconda palla. Questo discorso della palla lunga però è interessante, perché molto spesso si è detto: a me questa palla lunga che fa Conte fa solo palla lunga su Højlund. Guardando le partite non è proprio così, e poi dipende da chi ci sta in campo, perché con un Højlund, con un Neres vicino, la palla lunga su Højlund può avere senso. Invece stiamo cercando di arrivarci in maniera diversa, e stiamo cercando di sfruttare in questo periodo anche l'ampiezza di Alisson Santos, e quindi cercare di isolarlo nell'uno contro uno, perché è uno di quei giocatori europei che ti punta senza paura, senza problemi. What is he doing playing? Playing for the back with the goalkeeper when the goalkeeper... Inverted wingers are the solution against the low block. Ti supera molto spesso e deve solo capire quando liberarsi del pallone con i tempi giusti. Quello che è interessante è vedere queste cose qua. 76 precedenti tra le due squadre a Napoli, quindi Napoli-Bologna. 40 vittorie del Napoli, 13 vittorie del Bologna.
23 pareggi. Il Napoli non subisce gol da 213 minuti. Basic. Solo Inter e Roma hanno trascorso più tempo in vantaggio del Napoli. Ve la ricordate, no? Quella statistica che ogni tanto ci dice quando il Napoli passa in vantaggio vince sempre. Solo una volta non ci è capitato con l'Atalanta, però ricordiamocelo, quello che è successo a livello arbitrale, vi prego. Solo Inter e Genoa realizzano più reti su palla inattiva del Napoli. Quindi il Napoli bravo anche nel creare situazioni da palla inattiva. Molto spesso diciamo così a casaccia, ma dalle palle inattive non siamo bravi. Forse non siamo proprio scarsi, siamo i terzi in Italia. Solo il Milan recupera più punti da posizione di svantaggio del Napoli. Quello che abbiamo visto del Milan, che molto spesso aspetta, magari l'aspettare troppo ti fa passare anche in svantaggio e poi si sveglia e quindi tu dici: ma Allegri, ma perché non fai giocare questa squadra un pochino subito all'attacco, che sei in grado, se poi ti prendi il pallone, di creare dei pericoli e di segnare. Poi un punto sicuramente a favore di Italiano nella gestione della rosa, poi infortuni sono capitati anche a lui. Bologna, squadra della Serie A che effettua più sostituzioni, 174 su 175. Oltre a questo ci aggiungiamo che Italiano, proprio per uno sfizio suo personale, non bissa mai, proprio una cosa scientifica scelta, non bissa mai la stessa formazione per 2 partite consecutive, cambierà sempre. E ho fatto anche una mini ricerca, ho visto pure che un paio di partite fa il Bologna si è messo a 3 in difesa contro la Roma, anche guardando le posizioni medie, e poi non è andata comunque benissimo. Però può essere che stia ragionando su qualcosa del genere, anche per dare una scossa, perché pare che i giocatori si siano scocciati oramai, la stagione non ha niente da dire, e quando tu poi chiedi un'applicazione nel pressing a certi giocatori, se c'hai meno lo stimolo della classifica, non ti giochi nulla, è più difficile. Un punto nelle ultime 3 gare ufficiali, il Bologna, l'ultima vittoria risale al 12 aprile, questa è una cosa che mi fa un po' paura, perché quante ne può steccare ancora. E le prossime partite del Bologna l'avete vista: Atalanta a Bergamo e Bologna-Inter, quindi se tu li devono fare questi punti. Solo Verona e Genoa ingaggiano in media più duelli del Bologna nella Serie A, quindi Bologna squadra battagliera, squadra che vuole accettare i duelli, l'uomo contro uomo è una delle filosofie. Poi questo è il dato più assurdo che non mi aspettavo: nessuna squadra in Serie A in media tenta più passaggi lunghi del Bologna. Quindi quello che si dice di solito a Conte va detto a Italiano, quando poi dice Italiano, il futuro del Napoli. Più passaggi lunghi in Serie A vuol dire che non è che si passano il pallone, passano dal centrocampista, possesso palla con passaggi brevi, no, direttissimi, lancio lungo e speriamo. E non hanno nemmeno un lungagnone, perché sta giocando Castro con continuità, Dallinga spesso infortunato, quindi nemmeno una palla lunga che un tank può metterla a terra e far arrivare gli inserimenti. Una palla lunga che deve andare sulle fasce, quindi raggiungere i Bernardeschi, gli Orsolini, i Rowe, i Cambiaghi, e quindi questo è un dato interessante. Solo Magnan ha affrontato più rigori di Vania, Milinkovic, Savic tra i portieri, ma nessuno ne ha parato più di Vania. Solo Di Marco tenta più cross dal fondo di Matteo Politano. Questo è un mini record che ha Matteo. Poi non sono tutti non vanno tutti a fondo. Solo Matteo Pellegrino ingaggia più duelli a terra di Rasmus Højlund. Questo è un dato che subito dopo Højlund c'è Castro, quindi anche in fase di calciomercato, se questo è un giocatore che piace per i duelli, ragioniamoci. Nessuno sbaglia più rigori di Riccardo Orsolini, 2 come Nico Paz, brutto questa cosa. Nessuno colpisce più legni di Riccardo Orsolini, quindi anche sfortunato. Poi ci sono un po' di traguardi da raggiungere, poco interessante. La classifica la sappiamo, il Bologna è clamorosamente con lo stesso score identico del Sassuolo, 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte. Cambia solo che hanno fatto 42 gol e subiti 41, quindi sono a più 1, mentre il Sassuolo fatti 43 e subiti 44, quindi il Sassuolo ha fatto più gol del Bologna. Attenzione, però nel computo ne hanno subito uno in più. In casa sempre secondi saremmo, mentre in casa il Bologna male. In trasferta il Bologna un po' meglio e noi scivoliamo al terzo posto. Questa pure è interessante, distribuzione temporale dei gol segnati, cioè quando segna il Napoli, quando segna il Bologna. Il Napoli ha una percentuale maggiore di
segnare nei primi 15 minuti. Com'era quella frase? Il Napoli parte forte, vuole partire forte. Quindi il 21% dei gol del Napoli avviene nei primi 15 minuti. Il Bologna ha una percentuale maggiore nei secondi 15 minuti, cioè nella prima frazione del secondo tempo. Quindi molta attenzione quando si rientra dagli spogliatoi. Gol subiti? Il Bologna è abbastanza attento nel primo tempo, ne subiscono il 12%. Il Napoli ogni tanto ha sbagliato l'approccio, subendone il 21%. Ma come vedete, questo è il dato fondamentale. Il Napoli ha subiti la maggior parte proprio dal 46esimo fino al 60esimo. Conte, occhio, scendi tu insieme a Oriali. Nel secondo tempo dovete stare proprio col coltellaccio tra i denti tra il 46 e il 60esimo, perché è lì dove il Bologna segna di più e dove il Napoli subisce di più. Come sono segnati i gol? Il Napoli ha un 17% di gol di testa, mentre il Bologna il 7%, quindi non è una loro specialità. Passaggi riusciti, questo è dove il Napoli ha un primato in Serie A, perché il Napoli è una squadra abbastanza media. Abbiamo delle buone statistiche, ma tutte medie, non c'è un'eccellenza nel pressing, non siamo i peggiori nel pressing, siamo nella media, anche perché avendo dovuto cambiare molte formazioni, molti stili di gioco, è chiaro che non puoi essere forte solo su una cosa. Però su una cosa siamo i primi, i passaggi riusciti. Quindi il Napoli che vuole tenere il pallone ed è preciso nella distribuzione. Ma il Napoli gioca solo indietro? Non è verissimo, siamo sesti, palle giocate in area avversaria, addirittura davanti al Como. Questa è una cosa che pure non mi aspettavo. Dice, ma pressare alto come fa Italiano è una cosa positiva. Quante palle però recuperiamo? Perché ne recupera più il Napoli, con una media di 50,3, 48,4 il Bologna, con un 70 più o meno, 70 palloni in meno recuperati. Anche questo pure un po' di equivoci. Palle perse, siamo lì, 61,5, 62,3. Il Milan è quella più attenta a non perdere palle, proprio passaggi semplici, non ci facciamo male. Anche l'Inter, che è più verticale, ne perde poco, quindi non è indicativo. Ecco qua, dobbiamo migliorare questo. Duelli vinti, il Napoli è molto basso in classifica, il Bologna vince più duelli. Che si fa? Si va tosti. Nella classifica dei falli fatti il Verona è sempre la prima squadra, la più fallosa. Interessante vedere l'Atalanta. Quindi Palladino cerca meno il fallo sistematico. Tre Gasperini se lo è portato a Roma. A livello di gol, il migliore tra le due squadre è Højlund, ovviamente. Rendiamo più grandi questi numeri. Migliore assistman, Politano, poi c'è pure Giovane, ma li ha fatti la maggior parte col Verona. C'è ancora Neres, ad avercelo un Neres. Terzo marcatore del Napoli è De Bruyne. Io vado ai matti. Scott è quello che tira di più, ed è quello che tira di più in porta. Comincia a vedersi anche Santos in queste classifiche. Dribbling, Giovane, perché col Verona lo faceva, Jonathan Rowe, Orsolini, poi arriva Politano, Spinazzola che punta e c'era Neres. Passaggi chiave, ovviamente c'è Kevin, ma c'è Spinazzola e Politano davanti a lui. Chiaro, Politano si è fatto tutto un campionato, però De Bruyne si è fatte 3 partite. Però occhio a Miranda. Contrasti tentati, il migliore è Juan Jesus. Questo è Alessandro Bongior, che è il primo per palle recuperate. Palle perse, ovviamente, gli attaccanti, quindi Højlund, Giovane, Miranda, nel Bologna, perché è uno di quelli che si deve prendere la responsabilità di puntare anche l'uomo e tentare il cross, quindi è quello che ha perso più palloni. I dati sui portieri sono di difficile lettura perché c'è stata un'alternanza selvaggia nel Bologna. Savic alla fine gioca molto di più di Meret, però se andiamo poi nelle percentuali delle parate, quindi non il totale delle parate, ovviamente il giovane Pessina è il migliore. XG diventa la cosa forse meno interessante oramai. Anche nel possesso palla siamo nella logica, e il Napoli insieme al Milan è una delle squadre più corrette della Serie A e non avevamo dubbi. Diffidato Politano, ve l'avevo detto, l'ho detto nel canale Telegram, occhio, i gol sono proprio pochini. Certo è che tu te ne vuoi aspettare un 5, 6, 7 in più dalla tua punta, ok? McTominay è sempre nella media, poi un De Bruyne che magari si fa tutto il campionato può arrivare a 10, anche vale lo stesso discorso per Anghissà. Arrivano i gol dagli esterni, da Santos, da Neres, da Spinazzola, devono arrivare più gol da Politano. Sembra quasi che sai, poco. Allora,
Di solito Di Lorenzo 2 o 3 te li deve garantire, così come Rachmani, Elmas, Gutierrez, insomma, i gol. Vorremmo fare più gol, vorremmo subirne di meno, ma vorremmo farne di più. Ma questa è una roba che affligge tutta la Serie A, lo abbiamo visto. Bologna-Cagliari, come vi dicevo, c'è Som in sottopunta, qui addirittura si era partiti con Odgaard, falso Noè, insomma non benissimo. Ma con la Roma, vedi che non vi ho detto una stupidaggine, hanno giocato a 3, chissà se per poi andare ancora di più uomo contro uomo. Ci sono stati vari scontri tra Bologna e la Roma, compresa l'Europa League quest'anno, e alla fine pallate lunghe, cose, vediamo chi vince il duello, eccetera, eccetera, insomma. Vediamo quello che succederà. Vi ho fatto una capa di numeri, però penso possa essere interessante. Se poi noi andiamo a fare un'analisi su quelle che sono le nostre sensazioni, va benissimo. Però se poi i numeri ci dicono qualcosa di leggermente diverso, dobbiamo essere pronti anche a cambiare idea. A volte noi vediamo una cosa, ma non è detto che la vediamo bene, e se poi i numeri corroborano, allora benissimo, quella è la nostra sensazione, viene confermata. Se poi ci dicono che per esempio fa più palle lunghe italiano rispetto a Conte, pure dovremmo dire. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vediamo se domani c'è una conferenza, oppure se facciamo con nuove informazioni di classifica il nostro pregare in maniera più tranquilla.